Siamo in compagnia di Pablo Granocchia al termine dell'allenamento congiunto con il Mantova, sconfitta 2-0, però un'altra partita per mettere minuti nelle gambe. Ma sì, assolutamente, quello che stiamo cercando di mettere minutaggio, di gestire tutti per fare giocare il più possibile. È vero che non ci piace perdere perché la nostra mentalità è sempre quella di cercare di vincere, ma è anche vero che abbiamo giocato con una squadra forte, una squadra di una categoria superiore, ce la siamo giocata alla pari, hanno avuto un po' il palleggio del gioco, ma comunque abbiamo avuto 5/6 palle nitide per fare gol e non siamo stati, diciamo, cinici all'ora di chiudere l'azione, però siamo contenti perché la strada è quella giusta. Anche oggi avete cambiato formazione dal primo al secondo tempo, come li vedi i ragazzi? Li vedo bene, è ovvio che si sentono incarichi di lavoro perché comunque sono stati 10 giorni tosti di allenamenti pesanti, dei doppi, quindi è normale che la gamba non è ancora pronta, il Mantova era un pochino più avanti di noi a livello fisico, si è visto in campo, ma a noi quello non ci deve interessare dare minutaggio, fare entrare i ragazzi, soprattutto nuovi concetti nostri, per cui va bene, continuiamo, adesso miglioriamo qualcosina step by step, diciamo anche nell'altro amichevole, ma la strada è quella giusta. Esatto, dicevi bene, ora la preparazione continua e sabato c'è già un'altra partita contro Villafranca. Sì, una partita diversa da quelle che abbiamo affrontato finora e dobbiamo iniziare a cercare il gol con più concretezza, dobbiamo iniziare a cercare di vincere perché comunque è una mentalità che vogliamo sempre avere a prescindere da chi incontriamo per strada, ma la strada è giusta, dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo alzare un pochettino i ritmi, troveremo queste gambe, diciamo, in forma man mano, per cui penso che dopo l'amichevole contro Villafranca già inizieremo a vedere una squadra un po' più tonica. Va bene, perfetto, grazie Pablo. A voi.